Ok, buongiorno, buongiorno. Carissimi, venite un po' più avanti qua. Venite qua. Sì, venite qua. Oggi la gente arriva in ritardo, così i ritardatari sederanno un po' più indietro. Giovani, venite qua un po' più avanti. Sì, voi quattro lì. Jonas, prendi questi ragazzi lì, porta avanti. Sì, esatto, grazie. Ok, possiamo aprire le nostre Bibbie? Daniele capitolo 1, versetto 17. Io vorrei lavorare oggi con voi su una parola che è molto importante nella nostra storia con Dio, no? E questa parola si ripete tantissimo, questa frase tantissimo nella Bibbia. Io ho preso soltanto questo testo di Daniele, capitolo 1, versetto 17. Daniele 1, 17 che dice così: a questi 4 giovani Dio diede di conoscere e comprendere ogni scrittura e ogni saggezza. Daniele aveva il dono di interpretare ogni specie di visione e di sogno. E la frase, la parola che vorrei camminare questa mattina oggi è Dio diede. Ossia, tutto quello che noi abbiamo è un regalo di Dio. Tutto quello che noi abbiamo oggi è perché Dio diede. Dio si manifestou. Se tu ce l'hai qualcosa oggi, è un regalo di Dio. Quello che tu tivesse, la tua casa, la capacità di conoscere, la capacità di ragionare, è un regalo di Dio. Perciò niente è nostro. Perciò noi siamo qua oggi, questa mattina qua, per ringraziare un Dio che diede la mia vita, la mia storia, una settimana, un mangiare, un lavoro. Ossia, noi siamo qua oggi per avere o cuore con la gratitudine, perché Dio diede. Stiamo celebrando Natale, Dio diede suo figlio, ha donato Gesù. E se non c'è la gratitudine nella nostra vita, noi perdiamo la gioia di ringraziare a Dio. Noi celebriamo un culto a Dio perché noi abbiamo questo ringraziamento, abbiamo questa gioia di offrire lodi, di offrire adorazioni, di offrire a Dio qualcosa di ringraziamento. Se tu sei qua oggi, è perché Dio diede la capacità che tu potessi arrivare qua. Hai ringraziato a Dio per le gambe che tu ce l'hai? Hai ringraziato a Dio per la macchina che tu ce l'hai? Hai ringraziato a Dio perché tu hai riuscito a avere un soldo per pagare il biglietto del tram, il biglietto del treno oppure la benzina? Hai ringraziato a Dio per questo? Perché Dio diede tutto. E perciò la gratitudine posso avere nella mia vita oggi di iniziare questo culto sapendo che Dio mi ha regalato tante cose. Preghiamo e possiamo iniziare questo culto con la gratitudine. Chiudi i tuoi occhi e pensa nella tua vita. Che cosa Dio diede a te? Che cosa Dio ha donato a te, ha dato a te, ti ha regalato questa settimana? Ringrazia. La vita non gira intorno a me. Perché se io non ringrazio a Dio, è perché io sono Dio e non è Dio. Ringraziare Dio è una manifestazione pubblica di fede. Questa settimana Dio mi ha regalato conoscenza, mi ha regalato un lavoro, mi ha regalato mangiare, bere, mi ha regalato famiglia, mi ha regalato la capacità di discernimento, di vedere. Dio ogni momento sta donando tante cose alla nostra vita. E questo che Dio fa è per amore. Grazie, Padre. Grazie. Grazie che tu sei un Dio che ci regala tanto, tanto. E oggi noi vogliamo offrirti un culto con la gratitudine. Perché delle semplici cose che io posso fare, o le cose più difficili, tutto è stato un regalo tuo.
Grazie. Questo culto è un'offerta di ringraziamento. Questo culto, Padre, è un ringraziamento per tanti regali che tu ci hai donato. Sono grato. Noi siamo grati a te. E questo culto che vogliamo vivere, oh Padre, sia una dimostrazione di un cuore grato a te. Nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen. Possiamo cantare, adorare un Dio che ci ha donato tante cose. Amen, Chiesa? Amen? Amen. porti via, tu doni e porti via, per sempre sceglierò di benedire te. Tu doni e porti via, tu doni e porti via, per sempre sceglierò di benedire te. Tu doni e porti via,
sei buono e la tua grazia dura per sempre. Gente di ogni nazione e tribù, generazioni che vivono per lodare te. Alleluia, alleluia, lodiamo te, perché tu sei. Lodare te. Alleluia, alleluia, lodiamo te, perché tu sei. Perché tu sei. Perché tu sei buono tu. Amen. Signore Padre, ti ringrazio per questa mattina, ti ringrazio per questa lode e questa adorazione, Signore, che noi possiamo adorarti in verità, Padre, che la nostra adorazione possa partire dai nostri cuori, che possiamo continuare ad adorarti, Signore, continuare a proclamare il tuo nome, continuare a dichiarare che tu sei grande, sei meraviglioso, Padre, che possiamo continuare a risplendere della tua luce, Signore, e che tu possa toccare i nostri cuori questa mattina, che tu possa parlare ai nostri cuori, che noi possiamo ricevere la tua parola, Signore, che possiamo accettare la tua parola, Signore, accettare i cambiamenti che tu ci chiederai di fare, Padre, che noi possiamo continuare a santificarci ogni giorno, in ogni momento, che ogni situazione che viviamo possiamo guardarla come un'opportunità di essere sempre più vicini a te, sempre più simili a te e sempre più vicini a realizzare ciò che è il tuo piano per le nostre vite, Padre. Ti ringrazio, Signore, per il tuo amore, Padre. Amen. Sei la parola dal principio, uno con l'Altissimo.
pace possa davvero essere nei nostri cuori, Signore, che noi possiamo anche presentarci ai Tuoi piedi, Signore, alla Tua croce, che possiamo consegnarci a Te, Signore, che noi possiamo bere dal Tuo calice, Padre, che possiamo sentire il Tuo respiro, sentire il Tuo cuore, Signore, che possiamo sentire la Tua presenza. Ti ringrazio, Signore, per il Tuo amore che è così profondo, che è così immenso e che è così perfetto, Padre. Ti ringrazio perché non ci fai mai mancare nulla. Ti ringrazio perché ogni cosa viene da Te, ogni cosa sei Tu che la gestisci, Signore. Quindi ogni situazione, ogni momento che viviamo è perché Tu l'hai permesso e perché Tu vuoi che ci troviamo là in questo momento, Signore. E quindi, Signore, ti ringrazio perché se Tu hai permesso determinate cose è perché hai un piano per noi, hai un progetto per le nostre vite, ha uno scopo specifico tutto quello che stiamo affrontando, Signore. Quindi ti ringrazio perché pensi sempre alla nostra crescita spirituale, alla nostra crescita come persone, Signore. Ti ringrazio, Padre, per tutte le opportunità che ci dai di poter parlare di Te, Signore, anche se magari a volte non le afferriamo, Padre, ma ti ringrazio perché continui a darci queste opportunità, continui a darci opportunità per poter essere Te su questa terra, Signore, e poterti rappresentare. E ti chiedo davvero che noi possiamo proclamare il Tuo nome ovunque noi andiamo, Signore, che possiamo risplendere della Tua luce, e per questo, Signore, abbiamo bisogno che Tu cambi qualcosa nelle nostre vite, Signore. Non so cosa sia, non so cosa Tu hai intenzione di cambiare, Padre, ma che sia una mentalità, che sia un concetto, che sia un'abitudine, Signore, che sia qualsiasi cosa sia, Signore, che noi possiamo cambiare in favore a Te, in favore al Tuo regno, in favore al piano che hai per le nostre vite, Signore. Ti ringrazio per tutto, Padre, nel nome santo di Gesù. Amen. Potete sedervi. Quanto è prezioso quando offriamo questa lode al Signore e parliamo di questo amore di Dio, questo profondo amore di Dio, e questo per noi è intenso, perché noi siamo amati dal Signore e cosa possiamo offrire a Lui per tanto amore che ci dona. E vogliamo leggere oggi questo testo di Giovanni 3,16, che è un testo classico, un testo che noi conosciamo a memoria. É questo testo che ci insegna o quanto Dio ha tanto amato il mondo. Ossia, Natale è una dimostrazione di questo grande e profondo amore di Dio che ci dà un regalo. E qual è il regalo di Dio per noi? Buongiorno, tutto bene? State bene? Buongiorno. Buongiorno. Qual è il grande regalo di Dio per noi? Gesù, che è il suo, ma c'è un'altra parola, unico. Ossia, questa dimostrazione di amore noi tante volte non riusciamo a percepire o quanto noi siamo amati dal Signore. E tante volte noi non riusciamo a capire la grandezza di questo amore per noi, perché noi non siamo grati a questa grandezza dell'amore di Dio. E Natale è questo, noi stiamo celebrando questo periodo di Natale. E Natale è un regalo. Il testo di Giovanni 3,16 dice così: perché Dio ha tanto amato, io posso sostituire la parola mondo alla mia vita. Perché Dio ha tanto amato a me, ha tanto amato il mondo, che cosa Dio ha fatto? Ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Nostro Padre, noi vogliamo camminare in quello che è tuo, nella tua parola, nella tua rivelazione, e che tu ci insegni, oh Padre, questo principio, di vedere, oh Padre, questo tuo grande amore, nel nome di Gesù. Amen, Signore. Che cosa è per te questo donare il figlio Gesù per te? Che cosa significa per te?
Tu riesci a capire la grandezza di questo amore di Dio che ci ha donato il suo unico figlio? E che cosa è questo figlio per te? Che cosa è? E è interessante che Dio dona il suo unico figlio per essere il mio sacrificio, per morire per me. Dio ti dà questo grande regalo come un grande sacrificio. Perciò Natale è una celebrazione per un regalo di Dio. Natale è una celebrazione per quello che Dio fece per me. Natale è ricordare tutto questo. E è interessante che in questo periodo tante persone scambiano di regali e regali. E tante persone che non credono in Gesù stanno scambiando qualche regalo. E tante persone che non credono in Gesù stanno facendo una grande festa il 24, il 25. E tante persone che non riescono a avere una esperienza con Cristo stanno celebrando o Natale. Ma noi che conosciamo questo Gesù, nós dobbiamo celebrare in modo molto profundo. Se tu stai preparando una cena, un pranzo, il 24, il 25, per favore inserite dentro di questo incontro una preghiera, un ringraziamento, una meditazione, una parola che possa veramente manifestare o quanto è profundo questo periodo di Natale per noi. È una festa per noi, perché Cristo Gesù è arrivato. Dio si fa uomo. È un sacrificio per noi, è un regalo per noi. Perciò è il regalo più alto che Dio ha fatto per noi. Perciò quando ricordiamo questo regalo di Cristo Gesù per noi, eu devo sapere che Dio mi ama tanto che mi dà qualcosa. Tu já ricevuto un regalo di una persona che ti ama o no? Sì o no? Tu hai ricevuto un regalo che per te non ha valuto. Che cosa eu faccio con questo? Tu hai ricevuto un regalo, dopo tu hai guardato. Será que aquela persona me conosce, me dá questo regalo? Que não serve a niente a te? Já ricevuto ou não? Eu falo io. Nós já abbiamo ricevuto dei regalo profundo, bellissimo, stupendo, mas já abbiamo ricevuto dei regali que nós abbiamo pensato, che cosa serve? E é interessante que tante volte succede delle persone che ti amano tanto, che danno un regalo non conoscendo la nostra vita. E ti amano. E tu pensa, ma a persona mi ha dato in amore. E questo regalo di Gesù è un Dio che mi dà il suo figlio Gesù, vedendo la mia miseria, la mia situazione, e Dio mi ama e mi dà un sacrificio per me. La cosa che mi ferisce tanto è quando parliamo di Gesù a una persona e la persona mi dice: eu non ho chiesto nada a Dio, se ha inviato il suo figlio Gesù per morire per me, è un problema di Dio, eu non ho chiesto. Tu já sentito questa frase? Eu já ho sentito diverse volte, e quello ferisce. Perché la persona non riesce a capire la sua situazione di miseria e non riesce a capire la grandezza di questo amore di Dio. È lì che noi dobbiamo pregare per questa persona e ricordare di questo testo. Dio ha tanto amato il mondo. Ha tanto amato le persone che non merito, come io, che le persone che non riconosco, come noi, e Dio ha dato suo figlio Gesù. Perciò è interessante vedere questo. Perciò ricevere un regalo che non è piaciuto e succede, un regalo senza valore succede, ma un regalo che cambia la mia storia. Eu devo ripensare veramente il perché questo Gesù che cambia la mia storia. È questo regalo di Dio. Perciò il regalo dimostra qualcosa di chi offre questo regalo. Dimostra qualcosa anche a quello che riceve. Perciò quando eu offro un regalo, qualcosa, eu voglio dire a quella persona. Quando eu offro un regalo, eu dimostro ancora quello che io sono. E quando eu offro un regalo, eu dimostro che cosa quella persona significa per me. Perciò quando sto regalando qualcosa a qualcuno, sto dicendo chi io sono dentro di quello regalo. Quando sto regalando qualcosa a qualcuno, sto dicendo a quella persona che cosa quella persona è per me. Perciò è quanto è prezioso vedere che il regalo c'è una dimostrazione di quello che io sono e di chi è quella persona per me. E il regalo che Dio mi ha dato è Gesù. Il regalo di chi riceve questo regalo sono io. Perciò io vedo il regalo di questo amore di Dio e un regalo che io ricevo quando Dio dice: Caio, io ti amo tanto. Io sto dando il mio unico figlio per farti vedere o quanto io ti amo. Perciò la dimostrazione di questo amore di Dio è profondo. Dio mi ama. Perciò Dio, quando mi dà suo figlio Gesù, dimostra il suo carattere che è prezioso. Dimostra il senso di offrire, dimostra l'amore.
Perciò il regalo è una dimostrazione d'amore di Dio. Dio manifesta qualcosa perché ti ama. Perché Dio ha tanto amato. E è questa frase che noi dobbiamo pensare. Dio ha tanto amato a me che ha dato. Tu já hai ringraziato a Dio oggi per questo tanto amore? Che cosa tu stai offrendo di ringraziamento a Gesù per questo grande amore a Dio? O quanto di più prezioso è il regalo, più preziosa è la persona. E più libera è la persona. Soprattutto più generosa verso di me questa persona. Io non parlo di parte econômica, che veramente una persona che ha tanto soldi può dare qualcosa più grande. Ma non è questo. È quando tu vedi il sacrificio di una persona per te, per me. È quello che la persona sta manifestando di sacrificio. Perciò il regalo di Dio per me è un sacrificio che si fa per me. Tu já hai ricevuto un regalo che tu hai pensato, ma quella persona non poteva neanche dare quello, sta mi dando un regalo che costa tantissimo. E succede questo, perché dimostra il suo grande amore per me. Quante volte noi facciamo un sacrificio per una persona? E questo io parlo tante volte per i genitori, no? Quanto di sacrifici che i genitori fanno per i figli. Per dimostrare o quanto amano i figli. E quanto prezioso che i figli possano vedere il sacrificio che i miei genitori stanno facendo per me, per amore a me. Quando eu vejo genitori che arrivano a casa stanchi di tarde, della sera, o arrivano di un viaggio e arrivano a casa, i genitori non riconoscono, i figli tante volte non riconoscono che quello sacrificio dei genitori è per dimostrare un sforzo, un sacrificio per amore ai figli, per dare un sostegno, una condizione di vita che i figli no futuro non possano soffrire quello che loro stanno soffrendo. Quante volte i figli non vedono un ringraziamento, non manifestano un ringraziamento per un sacrificio dei genitori verso di loro. E qua anch'io devo pensare, será que Dio vede em mim um ringraziamento? Dio Padre facendo um sacrifício profundo per me? E eu como filho, será que eu sou grato a questo Dio? E vedendo, Dio, tu stai facendo qualcosa de profundo e grande per me. Io vorrei ricevere questo regalo, io vorrei ammirare questo regalo, io vorrei adorarti Dio per il tuo amore, io vorrei lodarti Dio per quello che tu fai. Allo stesso modo, noi come figli dobbiamo manifestare questo per i nostri genitori. Filho, se tu sei qua oggi, i tuoi genitori, per favore, arriva a casa oggi, dá um abraço ai tuoi genitori e dica, grazie per il tuo sacrificio che tu fai per me. E quando tu arriva a casa stanco, tu stai dimostrando o quanto tu mi ami. E la stessa cosa noi dobbiamo fare. Un culto è una dimostrazione di Dio. Io offro questo culto a te per tutto quello che tu stai facendo per me, Dio. Abbiamo iniziato questo culto parlando di quante volte Dio diede, Dio dato, Dio ha regalato a noi tante cose, perché questa parola è Dio diede, Dio sta dando, sta regalando, è una parola che si ripete tante volte nella Bibbia per dimostrare che Dio sta pensando in me e pensa in te, perché Dio ti ama. Versetto 8, Romani 8:32. Colui che non ha risparmiato il proprio, che cosa dice lì? Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per noi tutti. Non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? Dio non ha risparmiato il proprio figlio per te. Sarà che lui non ti donerà tante le altre cose? Perché che mi preoccupo con domani, con il futuro, con la mia vita? Se questo Dio dimostra questo amore donando il suo proprio figlio, lui continua a prendere cura di me. Noi come figli adesso dobbiamo ringraziare questo Dio, adorare questo Dio, lodare questo Dio, perché questo Dio non ha risparmiato il proprio figlio. Quando noi amiamo veramente, noi non risparmiamo niente per fare un sacrificio per una persona. È vero o non è vero? Noi non risparmiamo niente per dimostrare il nostro amore a quella persona. Non esiste tasca, soldi, non esiste tempo. Io faccio un sacrificio per questa persona.
perché Dio mi ha insegnato questo. E questo è o amore. Dio dà il suo figlio perché vede qualcosa molto importante. Vede la mia sofferenza, il mio dolore e Dio vuole salvarmi. Dio vuole la mia presenza con Lui eternamente. Perciò che Dio dà il suo figlio. E questo è Natale. E questa è la vita. Perciò la celebrazione di Natale non è solo a dicembre. Celebrazione di Natale è ogni giorno. Celebrazione di Natale è sempre. Perché io devo ricordare questo che Gesù fece per me. E l'amore di Dio per me non sta pensando se io merito o non merito. Il mio sacrificio per un figlio, il mio sacrificio per una persona non è basato se merita o non merita. È basato sulla mia identità d'amore. Come io amo, io sono pronto a manifestare un sacrificio e donare. Come Dio mi ama e Dio è amore, è pronto a dare il suo figlio e non risparmiare il suo figlio per me. Quando ama, percepisce la necessità e Dio manifesta in questo modo. Dio vede le persone buone, che non ci sono nessuno, ma ai nostri occhi sembra, quella persona è molto buona, ma non importa. Dio vede un mondo che è sofferente, che è na disperazione, vede le persone che non sono giuste e Dio offre il suo figlio Gesù. Dio ama il mondo. Il mondo. E lì, qual è la persona per te più sprezzevole, persona più cattiva che tu conosci? Noi conosciamo delle persone che veramente noi vogliamo distruggerla, ma Dio ama quella persona e dà il suo figlio Gesù per amore a quella persona. Questa settimana eu estava pensando nella storia di Paulo. E Paulo era una persona molto cattiva, ma Dio amava Paulo e ha dato il suo figlio Gesù per Paulo. E è interessante che Paulo vede il suo figlio Gesù e lì si converte e crolla quel mondo di cattiveria, bruttissimo di Paulo, crolla e lui si diventa un grande predicatore. E eu estava paragonando com uma pessoa hoje que eu penso, mas questa persona voglio distruggerla perché sta facendo tante cose ingiuste. Ma allo stesso tempo stava ricordando, ma Dio ama quella persona. E se quella persona si converte, può diventare un grande predicatore della parola del Signore. Perché vedrà o quanto è stata ingiusta e quando comincia a percepire questo amore di Dio è un amore imparagonabile che non riesco a gestire nella mia testa o quanto è questo amore di Dio. Dio ama e dona suo figlio Gesù per trasformare questa vita. Perciò Cristo Gesù è venuto per trasformare la nostra vita. È un regalo di Dio. E questo regalo proviene da una persona che ama. È un regalo di Dio per me. Que eu sou uma pessoa que não merita niente. Tu não merita, mas Dio ti ha dato il suo figlio Gesù. Dio ama o peccatore. Dio mi ama come io sono. Ma Dio non vuole che io possa continuare in questa vita di miseria. Dio vuole che la mia vita sia trasformata per il suo grande amore. O testo di Romani 5:8 dice così: Dio invece mostra la grandezza del proprio, la grandezza dell'amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Amore, grandezza di questo amore, un sacrificio che mentre io ero un peccatore, Cristo è morto per me. Amore non è quello, io ti amo, già ti do un bacio. Questo non è amore. Amore è quando c'è un sacrificio verso qualcuno, una dimostrazione di morte verso qualcuno. È lì che c'è l'amore. È lì che Dio dimostra la grandezza dell'amore, che ha dato suo figlio Gesù Cristo, che è morto per noi. Tanto più dunque, essendo ora giustificato per il suo sangue, saremo per mezzo di lui salvato dalla... Qual era o mérito per noi? Qual era o mérito? L'ira di Dio. Ma la grandezza di questo amore di Dio ha donato suo figlio Gesù per essere morto per me. Se infatti mentre eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte del figlio suo, tanto più ora che siamo riconciliati saremo salvati mediante la sua vita. Non solo, ma ci gloriamo anche in Dio per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo, mediante il quale abbiamo ora ottenuto la
riconciliazione. Io ero nemico di Dio, e adesso sono trasformato in figlio. Se la grandezza di questo amore esiste mentre ero inimigo, tu puoi immaginare adesso che io sono un figlio, o quanto questo amore si manifesta. Questo Dio che non ha risparmiato il suo figlio per me, non ti darà tante le altre cose. Perché tu ti preoccupi? Perché tu hai ansia? Questo Dio ti ha donato o più prezioso per te mentre tu era nemico di Dio. Adesso que tu sei filho, Deus te prenderá em braccia, Deus te sosterrà, te manterrà, te amará, porterà tu nella sua storia con te. Deus não te abandonará mai. É a grandezza di questo amore. Perciò Dio manifesta la grandezza di questo amore perché Cristo è morto per noi un peccatori. Perciò quello che importa adesso è che questo amore di Dio c'è e non cambia mai. Noi cambiamo, ma Dio não cambia. Lo stesso amore di Dio che esisteva e che esiste finora, quando ha inviato il suo Figlio Gesù, è lo stesso amore di Dio che c'è oggi per noi. L'amore di Dio non cambia. Tu sei amato allo stesso modo quando Gesù era morto sulla croce per te. Tu sei amato allo stesso modo quando Dio invia Gesù per essere nato in quella mangiatoia. Tu sei amato dell'amore di Dio, lo stesso amore quando tu sei stato creato per Dio. Dio ti ama oggi, anche se tu non meriti. L'amore di Dio non cambia. È questo amore di Dio. Perciò questo regalo che Dio ci dona deve servire per noi. E noi abbiamo ricevuto questo regalo adesso per la nostra storia. Che cosa tu stai facendo con Gesù oggi nella tua vita? Che cosa? Questo regalo serve. È la mia salvezza. È la mia pace. È la mia storia che è cambiata. La mia storia oggi è diversa. Oggi eu non vedo più la mia miseria. Eu vedo l'eternità davanti a me. Eu non vedo più oggi la paura della morte. Eu vedo oggi la gioia di un giorno trovarmi con il Signore. Perciò questo regalo di Dio cambia la mia storia. La tua storia oggi è diversa. Perciò cambia tutto quello che io vivo. Dio ha visto il mio dolore e dice. Dio ha visto la mia sofferenza e dice. Perciò adesso eu non cerco di soddisfare i miei desideri. Eu cerco di essere soltanto un figlio amato do Signore per Lui. Eu non cerco più la mia soddisfazione. Eu cerco adesso di gradire soltanto quello che mi ha dato il suo Figlio Gesù. Eu non cerco più la mia storia, eu non sono un centro della storia. O centro è Dio, è Gesù. Perciò adesso la mia gioia è in Lui. E una persona quando trova questo Cristo Gesù vive questa gioia eterna. Perché Dio ha trasformato la mia storia. O nosso sguardo adesso è per una eternità con Lui. Uma eternità per sempre con Lui. È lì che sarà la nostra storia. Perciò eu non cerco più le filosofie per cercare di giustificare le cose, una spiritualità qualsiasi. Io cerco soltanto una parola do Signore che mi dà pace e sicurezza per una camminata nell'eternità con il Signore. Questo regalo serve perché cambia la mia storia. Quante cose Dio ha cambiato nella nostra vita. Chi tu era prima di conoscere Gesù? Ti ricordi? Quante cose tu faceva che oggi tu dici che vergogna. Ma oggi Cristo ha trasformato la mia storia. Eu sono una nuova creatura. Eu sono in pace, eu sono sicuro perché questo regalo ha servito per me. È cambiato la mia vita. Io sono in Cristo. Perciò questo regalo serve perché è quello che io avevo bisogno. Io avevo bisogno veramente di una salvezza, di avere questo collegamento con Cristo Gesù. E l'ultimo punto está em Giovanni 3, 17 e 21. Dio infatti Dio non ha mandato il suo Figlio nel mondo per? Oh, non c'è qua. Non c'è il testo lì, Lisia? Ok. Infatti Dio non ha mandato il suo Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è giudicato. Chi non crede è già. Só um lado. Gesù non è venuto per giudicare, ma per quello che credono non saranno giudicati.
ma quello che rifiutano Cristo Gesù è già giudicato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce, perché le loro opere non erano malvagie. Perché chiunque fa cosa malvagia odia la luce e non viene alla luce, affinché le sue opere non siano scoperte. Ma chi mette in pratica la verità viene alla luce, affinché le sue opere siano manifestate, perché sono fatti in Dio. Quando io ricevo un regalo, che cosa devo fare? Due cose: accettare o rifiutare. Se eu ricevo um regalo, eu devo usare ou não usare. Mi hanno dato questo di regalo, ou uso ou não uso. Mi hanno dato qualcosa di regalo, ou eu accetto e eu rifiuto. O regalo di Gesù nella nostra vita, ou eu accetto ou eu rifiuto. Se eu accetto questo regalo di Gesù nella mia vita, io non sarò mai giudicato. Ma se io rifiuto, è lì che viene il giudizio della separazione eterna di Dio. Perciò adesso è la mia risposta. Perciò affermare che crede in Gesù e riconoscere Gesù deve identificarsi con Gesù. Ah, io credo che c'è Dio, io credo che Gesù è stato inviato. Ma non è un credere senza identificarsi con Gesù. Io adesso devo accettare questo Gesù mi identificando con Lui, vivendo con Lui, inserindo Gesù nella mia vita in modo che la mia vita sia la persona di Cristo. O credere non è soltanto una conoscenza, è un stile di vita. Adesso devo accettare questo regalo di Gesù e cominciare a identificarmi con la persona di Gesù. È lì che c'è la conversione. Perciò che tante persone hanno rifiutato la luce e stanno camminando dove? Nelle tenebre. E sarà perso. E non ci saranno le altre opportunità. Perché l'opportunità è adesso. Tu já hai accettato Gesù nella tua vita? Tu já hai abbracciato questo regalo? Tu já sei identificato con Cristo nella tua vita? O tu ancora non credi in questo? Tu já hai abbracciato la causa di Cristo per una identificazione? Questa offerta non è per un'offerta per gli altri, è per me. Cristo ha amato tanto la tua vita che ha dato suo Figlio Gesù per te. In modo che la tua vita possa essere identificata in Cristo, in modo che tu possa avere la liberazione dei tuoi peccati, in modo che tu possa avere la vita eterna e abitare eternamente con il Padre. Perché se non mi identifico con Gesù, come che eu posso abitare eternamente com o Padre se não existe a identificazione di Gesù? Quando eu accetto Gesù nella mia vita cambia e la mia identità cambia e adesso la eternità sarà lì con il Padre, nella identità di Cristo. Perché quando arriverò nella presenza del Padre, il Padre dirà, guarderà Caio e dirà: c'è Gesù nella vita di Caio. Vieni qua, tu non sarai giudicato, perché tu hai riconosciuto mio figlio e la tua identità è nel mio figlio. Vieni qua. Ma se tu non hai ricettato Gesù, se tu hai rifiutato Gesù, Dio guarderà e dirà: non vedo l'identità del mio figlio. E tu sarai giudicato, non per la mia presenza, la morte eterna, sofferenza eterna. È questo che io devo fare con il regalo. O accetto o rifiuto. Non esiste l'altra storia. O io mi fido di Lui o io abbandono a Lui. Tu ti fida di Gesù? Natale per te è questo Gesù? Perché se tu non credi in questo Gesù, il 24 e 25 per te, che cosa serve? E se tu prenderai un regalo, sarà una ipocrisia. Perché a che cosa serve avere un regalo se tu non credi in Gesù? Non c'è l'identità di Cristo. Che il 24 e il 25, quando tu farai una festa e tu riceverai un regalo da qualcuno, tu devi dire: io mi identifico adesso con Cristo Gesù. Altrimenti la ipocrisia arriva: questo regalo mi piace, ma quello che è più prezioso sto rifiutando.
o Natale è una identità con Cristo, dove io devo essere coerente con quello che io credo e con quello che io vivo. Che l'identità di Cristo possa essere nella tua vita. Perché quando si crede in Lui, non è una teoria, è una consacrazione di vita. Adesso, la mia risposta a questo regalo è il mio sacrificio per Cristo. Non importa le tempeste e le difficoltà, io sono pronto per adorare il mio Cristo, io sono pronto per adorare il mio Dio, perché mi ha amato tanto. Tu hai accettato Cristo nella tua vita? Tu hai Cristo nel tuo cuore? Tu sei grato? Tu stai vivendo con questa identità di Cristo? Preghiamo. Pensa nella tua vita. La tua vita è unica. Il tuo momento qua nella terra è unico. Non ci sarà l'altra opportunità. Tu già hai accettato questo regalo nella tua vita? Tu già hai consacrato la tua vita a Cristo Gesù? La tua identità è in Cristo? Che cosa tu stai facendo con questo regalo di Dio? Non è una vita religiosa, è una vita con la identità di Cristo. Non è appartenere a una chiesa, è una vita di appartenere al reino dei cieli. Se tu già hai ricevuto Cristo nella tua vita, nella tua storia, ricordati di questo giorno. E ringrazia Dio, perché da quel giorno tu non sarai più giudicato. Se tu ancora non hai fatto una decisione per Cristo, pensa nella tua vita oggi. Cosa sarà? Confessa adesso che tu sei un peccatore e puoi dire a Cristo: adesso io vorrei identificarmi con te. Io consacro la mia vita a te. Fa questa preghiera. Gesù, per diversi momenti e anni della mia vita ti ho rifiutato. Ma oggi io riconosco che sono un peccatore, ma io sono amato da te. E oggi io vorrei identificarmi con te e consacrarmi a te. Io consegno la mia vita a te. Se tu hai fatto questa preghiera, che tu possa dire un amen nella tua storia. E che da oggi in poi tu possa camminare in questa identità con Cristo. Condividi con qualcuno. Nosso Padre, la identità con te è preziosa. È un nuovo stile di vita. L'identità con te è meravigliosa. È sicurezza, è pace, è serenità, è gioia, è allegria, è amare, è la speranza da eternità, è un desiderio di stare con te, è una fame della tua presenza. La identità in te, oh Padre, è vivere in questo mondo come Cristo visse, perché Cristo mi insegnò questo. Grazie. E preghiamo, Padre, in questo momento che tutti noi possiamo avere questa identità, questa camminata con te, per te, in adorazione a te. Nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen. Ce l'hai questa identità in Cristo? Viva questo.
Se tu non ce l'hai, cerca, che è prezioso. È tutto nuovo per noi. Possiamo stare in piedi? Possiamo adorare, è un momento di offerta. Cristo Gesù, Dio ha dato una grande offerta che è il suo Figlio Gesù. Adesso è il momento della nostra risposta. È la mia vita, è la nostra vita. Ma anche un momento di offerta, di decima, di offerta che noi vogliamo consacrare al Signore. Dio ci ha dato tutto. E adesso portare questo regalo a Dio è quello che Dio desidera da noi. Che facciamo questo momento di regalo, di offerta, di decima, di offerta, perché è la nostra consacrazione al Signore. Noi siamo liberi per fare questo. Qual è il cantico? Benedetto il nome del Signore. Benedetto il nome del Signore. Mentre cantiamo, facciamo questo momento di adorazione al nostro Dio. Benedetto il nome del
Padre, ti ringrazio per queste decime, per queste offerte, ti ringrazio perché ci dai una fonte di reddito, Padre, e ti preoccupi di noi anche in quest'area, Padre. Ti ringrazio perché in questo momento riconosciamo che viene tutto da te, Signore, se abbiamo un lavoro, se abbiamo qualsiasi fonte di reddito, Signore, essa viene da te, Padre. E quindi è giusto che ti ritorniamo ciò che è tuo, Signore. Ti ringrazio, Padre, perché nelle difficoltà sei insieme a noi, Signore. Nelle difficoltà ci metti sempre opportunità di poter affrontare la situazione, ma non solo, metti al nostro fianco fratelli e sorelle che sono sempre pronti a rialzarci, ad aiutarci, Signore. E io ti ringrazio anche per questo, Signore. Ti ringrazio per la tua bontà, Padre. Nel nome santo di Gesù. Amen. Potete sedervi. Pronto. Ok, avvisi. C'è un video? Ok, questo progetto qua possiamo sentire? C'è il suono nel video? Ha trasformato vite a Wambo, in Angola. Pamosi è un faro di inclusione, accoglie bambini sordi, ciechi, con sindrome di Down e studenti in condizioni di vulnerabilità sociale. In un paese dove solo il 20% della popolazione sorda ha accesso all'istruzione, Pamosi offre un'educazione di qualità e per molti l'unico pasto caldo quotidiano. Oggi il sogno di Pamosi sta crescendo. Stiamo costruendo una nuova scuola, una struttura meravigliosa pensata per espandere la nostra missione. L'opera sta avanzando rapidamente. Abbiamo un'ampia area murata che garantirà sicurezza e spazi dedicati come il Salone delle Arti, quasi pronto per accogliere i nostri studenti. Ogni dettaglio è curato con attenzione, in un lavoro manuale e artigianale che rispetta la cultura locale. La nostra nuova struttura include una reception accogliente e il tradizionale Django. Il Django sarà il luogo dove la comunità si riunirà per discutere e crescere insieme. Accanto stanno prendendo forma il blocco delle aule, la cucina e i servizi, che saranno utilizzati anche per corsi professionali. L'obiettivo finale è offrire le condizioni per l'integrazione, permettendo a ogni persona con disabilità di scoprire la propria vocazione e prepararsi per il mercato del lavoro. Questo progetto è reso possibile dalla generosità e dall'impegno di persone come te. La tua contribuzione è fondamentale per trasformare questo sogno in realtà. Come recita il nostro motto, Pamosi, Onjoy Yetu. Il nostro sogno insieme si sta realizzando. Aiutaci a completare la nuova scuola e a continuare a trasformare vite. Sostieni il progetto Pamosi. Ok, una piccola riassunto di questa storia. Questo è un progetto che è iniziato con una missionaria della stessa organizzazione mia in Angola, 22 anni fa. Lei ha cominciato a percepire che i bambini con la deficienza auditiva, i muti, era necessário avere um approccio per insegnare questi bambini a studiare un po' meglio. E ha cominciato a fare delle lezioni a casa sua con questi bambini. Ha percepito anche che i bambini con ciechi non riuscivano anche a accompagnare e seguire le lezioni. Ha inserito questi bambini dentro della sua casa e ha cominciato a insegnare. La sala della sua casa era diventata piccola, ha cominciato a fare questo in un'altra struttura. Ha percepito anche che i bambini con la síndrome di Down era necessario seguirli e lei ha inserito questi bambini con síndrome di Down. Ossia, il progetto comincia a crescere. I genitori dei bambini che non avevano nessuna deficienza hanno percepito che questo lavoro che questa ragazza missionária stava facendo stava trasformando la vita degli altri bambini. Ha chiesto ai bambini che non avevano nessuna deficienza per essere inserito in questo insegnamento. E lei ha portato. Dopo 22 anni sono più di 200 bambini lì in Angola che stanno in questa sala. Che cosa sovviene? Adesso stiamo creando una struttura dove possiamo assorbire tutti questi bambini per insegnare, ci sono delle sale, e è bellissimo questo progetto. E fa parte della stessa missione nostra, è lì in Angola.
Perciò questo anno tutto il ricavato di questo che abbiamo lì stiamo inviando là perché dobbiamo concludere questo progetto. E così è una cosa meravigliosa. Potete immaginare, 22 anni fa, comincia con un gruppetto di bambini, oggi più di 200 bambini. E così la nostra vita, quando facciamo bene una piccola cosa, prospera e cresce. Ma adesso è questo appoggio. Con la lotteria che abbiamo fatto, grazie a Dio, abbiamo venduto tutti i numeri, più 180 numeri, no? Che è tutto venduto, grazie a Dio. E adesso ci sono le altre cose qua che tutto questo ricavato va per questa scuola. Se un giorno tu vai andare in Angola e conoscere questa struttura, benvenuto, puoi parlare con me. E è un viaggio bellissimo dove conoscerà tutta questa storia. È l'opera missionaria. E la Chiesa deve andare fuori di questi muri, di queste pareti. È opera missionaria, ok? Così un ricavato, tutto questo è per Angola. L'altro avviso, culto di Natale alle ore 18:30 qua in chiesa, ricordando che i cinesi faranno culto prima qua verso alle ore 15, dopo sarà il nostro culto, ok? Alle ore 18:30, nostro culto di Natale, ok? E verranno tutte le altre sedi. Gli altri avviso, ok? Iscrizioni anche da scuola di musica, per favore, qualcosa in più della scuola potete parlare con Walter o Jacqueline. Ok? Avanti. Ok. Ok. E l'altro avviso? L'altro avviso, culto di Capodanno. Voi avete saputo che io ho detto non so se faremo quest'anno, perché io non so se io sono un po' vecchietto nella mia testa, nel modo di pensare, ok? Ma io ho sempre pensato, culto di Capodanno e culto di Natale, io sono in chiesa adorando mio Dio. Natale per un ringraziamento più profondo. E Capodanno è finire un anno con la gratitudine e iniziare un nuovo anno offrendo ao Signore. Perciò, e quando ho cominciato a percepire che la gente voleva stare con gli amici a casa, la mia testa di vecchietto pensa così, gli amici io porto in chiesa. Io non porto a casa mia, io porto in chiesa. Perché se io non porto i miei amici in chiesa, qual è la mia testemunhanza davanti ai miei amici? Perciò, culto di Capodanno, stavo pensando, per favore, se è così, non facciamo. Ma tanta gente mi ha detto, no, Pastore Caio, faremo, staremo insieme, la lode saranno più o meno 10 persone cantando e suonando, ok? Ok, c'è il culto di Capodanno, va bene? La richiesta, Jonas, che cosa dobbiamo portare, Jonas? Tu sai meglio di me. Au! C'è un microfono. Quale microfono? Questo? Questo qui? Questo? Penso, no, esce. Sentite? Ah, qua. Adesso sì. Allora, abbiamo pensato di fare quest'anno un Capodanno un po' diverso, no? Di solito facciamo tramezzini, roba così. Abbiamo pensato di fare una cena proprio, di stare insieme e fare un Capodanno ágape. E quindi il suggerimento nostro sarebbe, no? Di portare piatti caldi, tipo lasagne, pasta asciutta, riso, a roba dei generi, carne più che altro. E pela carne abbiamo pensato di portare pollo, manzo, e salsicce anche, ma tutta roba fatta magari o in forno come volete, ma sulle vaschette di alluminio se possibile, no? Perché se dobbiamo riscaldare la carne, riscaldiamo dentro in forno. Se avete bisogno di qualche informazione potete chiedere a Patrícia, a Clélia o a me. Ma abbiamo pensato di fare un Capodanno così, diverso di altri anni comunque. E in succo sarebbe questo comunque. Ok. E qualche bevanda, no? Sì. E qualche bevanda anche se volete portare. Ok, grazie. E portate, come noi sempre facciamo Capodanno, dopo c'è quello gioco che facciamo là dei regali, mi sfugge. Non la lotteria, o bingo, faremo. Portate qualche regalo utile, ok? L'anno scorso abbiamo fatto con tanti regali inutili. Ma quest'anno portiamo un regalo utile. Può darsi 1 chilo di batata, 1 chilo di cipolla, qualcosa che possa essere utile dopo, ok? E una lattina di tonno, e così si possa fare un Natale, possiamo finire, un Capodanno, anche giocando e scherzando e vivendo qua in comunità, ok? Va bene? Così no culto di Natale alle ore 22 qua in chiesa, ok? Chiesa piena, portate i vostri amici e i vostri nemici, ok? Natale è la stessa cosa,
portate i vostri amici e che possiamo celebrare qua assieme al nostro Dio. È questo che vogliamo vivere. Preghiamo e finiamo il culto. Nostro Padre, grazie perché possiamo offrirti questo culto a te. È la nostra priorità, è il nostro privilegio, è la nostra gioia. Grazie, Padre, perché possiamo offrire a te quello che siamo. Tu sei la nostra priorità di vita. E benedici la tua Chiesa, Padre, che possiamo uscire di qua oggi con la tua guida, la tua pace e che la tua grazia possa essere sempre con noi. Nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Buona domenica a tutti.